un'atmosfera magica per tutti. E tra balli, canti, e secondo me simboleggia anche questo rapporto tra l'uomo e la terra, anche perché la madre terra, la dea delle messi che noi ricordiamo è la dea Demetra. È la festa più antica d'Italia, è una festa propiziatoria sia per il nuovo raccolto, ringraziare il raccolto fatto e inaugurare il nuovo raccolto. E si coincideva nella sera di secondo lo stizio d'estate invece del 21 era il 24, io non ce l'ho, mi sono anni. E poi si fanno tanti riti, il comparato, proposte d'amore, proposte di risposte di odio, cantando si faceva un... Come è composto questo Muzzuni allora? È una brocca col collo mozzo, che dice che prima si aveva l'acqua chianabati con il bummolo e dice per salvare una virginità vuol dire che insultava e ci rompiva così in quadro e ci restava un bummolo mozzo senza manico. I storici dicono che non chissà la storia, ora che lo interpreta in una maniera o trovo è una festa più antica d'Italia. Lei da quando era piccola ricorda tutti gli anni? Io avevo 85 anni, il Muzzuni prima faceva una signora dai, io ora avevo tanti anni che lo faccio perché che scusa di stipezzare, che queste cose che faccio belle. Faccio un Muzzuni per far venire le persone, capito? E allora invitiamo tutti. Venite dal Cara, venite sia per divertirvi e sia che c'è tante belle cose dentro, c'è il telaio. Questa sera il 24 giugno ad Alcara Lifusi, come ogni anno, festeggiamo la festa del Muzzuni. Questo evento ormai dal sapore antico, questo rito millenario che ogni anno trasforma il nostro paese veramente facendolo tornare indietro negli anni e facendo vivere degli scorci veramente indimenticabili e particolari di tutto il centro urbano. Il nostro borgo si trasforma, tutta la notte si canta, si balla, si mangia e si beve attorno a questi altarini, attorno a queste brocche dal collo mozzo. Questo è il rito del Muzzuni. Si è conclusa da poco la festa religiosa di San Giovanni Battista e da fra poco con il rito delle Vestali inizieremo la rievocazione storica veramente di un rito a sapore antico e Alcara si trasformerà. Vivrà veramente un rito antico e il nostro paese come ogni anno farà vivere dei momenti indimenticabili a tutti i visitatori che sono qui presenti ad Alcara e che vorranno vivere veramente un momento indelebile, perché è unica nel suo genere, è la festa pagana più antica d'Italia, è un rito millenario. Chi la vede rimane estasiato di questi scorci del nostro borgo, questi ballatoi che vengono allestiti con queste pizzare, questi tappeti particolari che vengono tessuti qui ad Alcara negli antichi laboratori artigianali, queste brocche dal collo mozzo ricoperte d'oro, con le spighe di grano, garofano, simboleggianti ecco la fertilità, e veramente poi quando partiranno i gruppi folcloristici, il gruppo dei cantori con queste chianote, questi antichi canti dialettali, ecco il paese si animerà, si trasformerà e sarà un momento da vivere veramente intensamente. Amici di Anda TV, benvenuti. Ci troviamo ad Alcara Lifusi per la festa del Muzzuni, un rito che risale all'antica Grecia, un rito propiziatorio per l'abbondanza e la fertilità dei raccolti, dell'amore, dell'amicizia, tutto ciò che riguardava il benessere della comunità. Ci troviamo all'ufficio turistico, questo è il banchetto dedicato alle informazioni, in cui cerchiamo di dare qualche indicazione a chi viene da fuori, sia dal punto di vista logistico per muoversi un po' più agilmente, sia di dare qualche notizia sull'essenza e l'atmosfera della festa. Diamo qualche notizia riguardo questa festa e illustriamo che cosa sono questi oggetti. E allora la festa in sé, appunto dicevo, è un rito propiziatorio dedicato alla dea Demetra, per l'abbondanza delle messi, per i raccolti, per la fertilità, e consiste nell'allestire questi muzzuni che sono degli altarini pagani che vengono allestiti
nei punti più caratteristici di ogni quartiere del paese. Vengono addobbati con le pizzale, che sono questi tappeti, i nostri tappeti tradizionali, che sono composti da strisce di cotone multicolori che sono tessuti a formare appunto un tappeto che noi chiamiamo pizzara. Vengono sistemati negli angoli più caratteristici, più interessanti di un quartiere e viene deposto questo altare con il muzzuni. Lo vediamo, avviciniamoci. Faccia il muzzuni. Ecco, qua ce n'è un esempio. Il muzzuni è una brocca con il collo mozzo dove viene inserito i laureggi, delle spighe del grano. I laureggi sono il grano che viene fatto crescere per qualche giorno al buio, un po' di lavanda e il garofano come simbolo di fertilità. La brocca, dicevamo, è dal collo mozzo, è un simbolo fallico, diciamo. Viene coperto da un foulard di seta e originariamente veniva addobbato con l'oro raccolto nei vari quartieri. Ai piedi del muzzuni, sempre sulle pizzare, vengono sistemati gli oggetti che servivano per lavorare la terra, quasi una sorta di benedizione affinché facessero fruttare i prodotti della terra e i raccolti fossero prosperi. Ecco. Al rapimento di quest'ultima da parte di Hades, signore degli inferi, Demetra smise di assolvere alle funzioni cosmiche e così gli uomini, pur continuando ad arare la terra, non riuscivano a produrre frutto. Per risolvere tale situazione, su ordine di Zeus, si arrivò ad un compromesso. Persefone sarebbe rimasta per una parte dell'anno con la madre ed il restante periodo con Hades, di cui era divenuta sposa. Demetra riprese così ad assolvere le proprie funzioni. La terra ricominciò a dare i suoi frutti e gli uomini iniziarono a tributare i dovuti culti alla dea. Era quello di Demetra un culto misterio, accessibile soltanto a coloro che decidevano di essere iniziati. Ma nonostante tutto, per le sue caratteristiche strettamente legate alla dimensione agraria, esso dovette inevitabilmente fondersi con il contesto politeistico pagano, ossia con la quotidianità vissuta da coloro che abitavano nei villaggi. Forse è proprio in questa fase che trovò forma quell'idolo che oggi chiamiamo Muzzuni, il cui corpo è costituito da una brocca che viene ricoperta da un telo ornato d'oro, simbolo di abbondanza, e dalla cui apertura sommitale fuoriescono steli di grano, simbolo di fertilità. Come giorno per venerare il Muzzuni non è casuale la scelta del solstizio d'estate, in antichità il 21 giugno. Infatti, se da un lato coincide con il culmine di determinati ritmi agrari, dal punto di vista astronomico vede il Sole raggiungere il suo apice e prepararsi ad una nuova apparente discesa. Secondo gli antichi, questo percorso solare poteva essere sostenuto persino dall'uomo mediante l'accensione di fuochi, e per questo anche il fuoco, elemento esorcizzante e simbolo di purezza, andava ad attorniare il Muzzuni.
Il termine Muzzuni è con molta probabilità il prodotto di inevitabili incontri che si ebbero tra paganesimo e cristianesimo. Il 24 giugno è infatti anche il giorno in cui si festeggia la natività di San Giovanni Battista ed è quindi plausibile pensare che con l'appellativo Muzzuni si faccia riferimento alla testa mozzata di San Giovanni. Non sono però escluse altre matrici del termine. Solo per fare un esempio, ricordiamo il termine mazzuna, ovvero i fasci di grano che venivano creati subito dopo la raccolta di questo cereale. Tramontato il tempo degli dei, l'azione inesorabile del tempo contribuì a far cadere nella dimenticanza i significati originali di questo culto, il quale, influenzato dal modus vivendi dei contadini, si trasformò infine in un momento di festa comunitaria, in cui l'amicizia e la passione divennero le nuove dimensioni predominanti, esaltate dal proliferare di melodie eseguite da musicisti e cantori. Si svilupparono così nuove usanze, tra queste il rito del comparatico e il rito del corteggiamento. La sera del 24 giugno, infatti, davanti al Muzzuni, da sempre, si scambiano promesse di amicizia indissolubili, si incrociano i mignolini della mano destra con quello dell'amica o dell'amico e si recita così. So che avemo, ni spartemo, ma nunca ni sciarriamo. Comparesemo, comparestamo, quando veniamo morti, ni spartemo. Per il Muzzuni si sciolgono le inimicizie, si intrecciano gli amori e i comparaggi. L'usanza vuole che davanti al Muzzuni le ragazze del paese abbandonino per qualche ora l'abituale riservo e ricambino in pubblico gli scherzi dei ragazzi. Da una parte e dall'altra si intreccia infatti una schermaglia umorosa ritmata da un lancio di fiori. Tra il profumo dei fiori, le risate della festa e gli sguardi che si cercavano davanti al Muzzuni sbocciavano amicizie profonde e quindi anche amori. Ma quando un sentimento si faceva più intenso, non bastava più il gioco del corteggiamento e le parole scambiate tra la folla. Così, nella sera di San Giovanni, il giovane innamorato si recava sotto il balcone dell'amata e affidava al canto ciò che il cuore non riusciva a dire.
Baruzzo, stasera è la sera di San Giovanni, non ti affrontare, c'è a dire tutto quello che senti, tutte le parole che ti escono dal cuore, canticille. Ma pare, ma davanti a tutti questi cristiani, io mi affronto. Ma che ti interessa? A te ti piace la Carusa? Sì, ho capito, però guarda quanti cristiani ci sono. Un Baruzzo, ma se a te la Carusa ti piace, stasera è la sera giusta per dire cillo. Davanti a Mozzoni ci dichiaro d'amore. E vabbè, vediamo che Non ti affrontare, proviamo. avanti. Beh dai che siedi sopra sto barcone, datemi un segno di vostro amore. Beh dai che siedi sopra sto barcone, datemi un segno di vostro amore. Perché stasera allora non mi scora, se voi restate chiusa antassimora. Perché stasera allora non mi scora, se voi restate chiusa antassimora. Già tu vedo che mi faccio dire, stasera mi volessi dispiacere. Già tu vedo che mi faccio dire, stasera mi volessi dispiacere. Però la pace mi accai a spiare, vediamo se mi posso accontentare. Però la pace mi accai a spiare, vediamo se mi posso accontentare. E allora io dichiaro mi ne vaio, e sempre su barcone io adalio. E allora io dichiaro mi ne vaio, e sempre su barcone io adalio. E fino a quando voi non m'affacciate, lo cuore mi lasciate impietati. E fino a quando voi non m'affacciate, lo cuore mi lasciate impietati. Ma ci dissi sì, accontento, datemi tempo solo un momento. Ma ci dissi sì, accontento, datemi tempo solo un momento. Perché voi siete numerosi amori, per me che sogno sopra sto balcone. Perché voi siete numerosi amori, per me che sogno sopra sto balcone. Stasera è festa, ranne e sogno contento, ora la vita aspetto in un momento. Stasera è festa, ranne e sogno contento, ora la vita aspetto in un momento. E da che siete sopra sto balcone, scendete che vi porto allo Mozzoni. E da che siete sopra sto balcone, scendete che vi porto allo Mozzoni. Alla fine di questa breve rappresentazione non resta altro che invitarvi a proseguire per le vie di Alcara, divenendo voi stessi parte integrante della millenaria tradizione che vi abbiamo appena raccontato. Benvenuti alla Festa del Mozzuni 2026! Un doveroso ringraziamento va a tutti voi che siete presenti stasera qui ad Alcara e in modo particolare il Circolo Anspi Castelturio che ha curato, come ormai avviene da diversi anni, questa presentazione. È giusto che ringraziamo
l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Ettore Dottore, il vice sindaco e assessore al turismo Luca Dottore, e soprattutto, ripeto, ringraziamo voi che stasera siete qui a vivere questa magica notte del Muzzuni. Un altro ringraziamento è giusto farlo a tutti i ragazzi, i bambini, le ragazze che si sono prodigati ad essere parte integrante di questa rappresentazione, a Giuseppe Ricco e alla sua famiglia che hanno messo a disposizione il balconcino per la serenata, il comitato di San Nicolò Puliti e il service a cura del Circolo Anspi Castelturio curato da Salvatore e da Mattia. Grazie a tutti e buona serata. Se il sindaco si può avvicinare per fare un saluto e l'assessore Luca. Dopo la rievocazione del rito delle vestali si inizia con la festa del Muzzuni. Ecco, il nostro paese tornerà indietro negli anni per come una volta veniva celebrata la festa del Muzzuni qui ad Ankara. Torneremo indietro nei millenni e questa festa popolare più antica d'Italia comincerà a vivere intensamente nei vari quartieri di tutto il nostro borgo. Siamo nel solstizio d'estate, in uno dei giorni più importanti per gli alcaresi, la festa del Muzzuni. È una giornata di festa, di gioia, di musica, di balli, di mangiare, di bere, del divertirsi in questi vicoli di questo bellissimo borgo. Cosa rappresenta questa festa per voi? Per noi rappresenta tutto, è la festa emblema del nostro paese. Cos'è un Muzzuni? Il Muzzuni è questa brocca che vedete qua, ma è tutto quello che c'è attorno al Muzzuni, tutta la festa che si fa attorno a questa brocca. Chiunque visita questa festa, i turisti cosa vi dicono? Quanto rimangono Rimangono estasiati di una festa che si porta negli anni, a 2500 anni che esiste questa festa e ancora riusciamo a preservarla. Uno l'abbiamo appena vissuto ed è stato quello della deposizione del Muzzuni in Piazza Politi, ma ora vi invito a attraversare tutti i vari quartierini, tutti i vari Muzzuni che si trovano dislocati nel paese. Quelli sono momenti veramente emozionanti, dove trovate un Muzzuni e trovate quella gente che canta, balla, suona in maniera spontanea. la 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 la
Buonasera, ci troviamo ad Alcare ai Fusi, la festa del Mozzone, 24 giugno 2026. Ovviamente la spiga, quella che simboleggia appunto il grano e i suoi derivati. Abbiamo qua il pane, come vedete abbiamo il pane con il forno a legna e appunto questo è il simbolo, il pane con l'olio, origano, sale e questo è offerto dal comune. Mentre qui abbiamo noi un reparto dove possiamo fare un primo di maccherone, ovviamente dallo chef Francagliolo, con la partecipazione del chef Francagliolo del ristorante Ambrosia e Nebro Market di Dinaso e dei fratelli Dinaso Calogero e Ignazio. Abbiamo il formaggio de Nebro, ovviamente, la provola de Nebrodi, c'è la provola anche de Nebrodi, questa qua è una provola di pecora. Abbiamo il capocollo, e qua abbiamo il capocollo, la ricotta di pecora, la salsiccia, questa qua ovviamente del suino nero con suino perugino, e poi abbiamo delle olive, il formaggio, insomma abbiamo tantissimi prodotti in cui i turisti possono degustare. Molto bello dei cannoli.